24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Oltre 6 miliardi di euro il giro di affari, 10 milioni gli appassionati, oltre 2 milioni e mezzo di cavalieri assidui, quasi 300.000 i turisti equestri. Sono i dati di un settore che ha nella Fiera Cavalli di Verona, la cui edizione numero 113 ha preso il via oggi, l'appuntamento più completo a livello mondiale. Un evento carico di forti aspettative, come confermano anche gli stessi dati di prevendita, cresciuti del 30% rispetto al 2010. A tagliare il nastro il presidente della Fiera di Verona Ettore Riello, il vice sindaco Vito Giacino, il presidente della provincia Miozzi, il governatore della regione Veneto Luca Zaia e il ministro delle politiche agricole Saverio Romano. Questa fiera nasce come fiera delle cosiddette macchine agricole, un tempo erano i cavalli, poi con la trasformazione industriale ai cavalli è stato dato un altro destino, però è sempre il modo, come dire, di rappresentarsi in un momento come quello che stiamo vivendo e dove il nostro Paese ha ancora tante cose da dire. Sono convinto che questa fiera lo dimostrerà nei numeri come è stato in passato. Però noi al mondo dell'ippica dobbiamo dare un futuro. Non possiamo immaginare a questo Paese, al Veneto, alle regioni italiane, senza l'ippica. Non possiamo pensare che si possa valutare di macellare le fattrici, di macellare i cavalli che abbiamo in allevamento, di pensare che questo Paese possa vivere senza i cavalli. A dare il via alla 113esima edizione di Fiera Cavalli anche le nuove generazioni, alla quale è stato dedicato un vero e proprio salone. Durante la manifestazione vanno coinvolte più di 15 scuole elementari e 1400 bambini, attraverso percorsi didattici e spettacoli per scoprire il cavallo ancora più da vicino. Credo che i numeri ci stiano dando ragione di come si deve fare le fiere, e noi che siamo degli organizzatori diretti abbiamo veramente dedicato tanto all'evoluzione di questo prodotto per dare risposte serie per prima agli espositori, ma anche a questo mondo dei visitatori sempre più interessato alle 1000 opportunità che questo mondo può offrire. L'agenzia Fitch ha assegnato alla Regione Veneto il rating di lungo termine A+, e il rating di breve termine di F1. La notizia è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto. Rispetto alle altre pagelle più o meno ufficiali presentate in questi mesi da altre agenzie di rating, ha spiegato l'assessore regionale al bilancio Roberto Ciambetti, questa ha un maggior grado di ufficialità, in quanto Fitch è l'agenzia incaricata da noi di verificare a fondo i nostri bilanci, e se nonostante i parametri positivi in questo momento non possiamo avere un giudizio superiore, è perché facciamo parte del sistema Italia, con l'incidenza di spese condominiali di uno Stato condominio che purtroppo non sta funzionando benissimo. Tasse che aumentano, giovani senza lavoro, aziende costrette a diminuire il personale, e questa è la situazione che mette in forte difficoltà l'economia. Di conseguenza si è dovuto tagliare tanto sia nel privato che nel pubblico. La crisi economica sta mettendo in ginocchio sia le grandi imprese, ma soprattutto le piccole, che si trovano a fare i conti con una situazione che rispecchia la crisi mondiale. Guardiamo la situazione locale del Veneto. Nonostante sia la regione più grande delle partite IVA e che ha mantenuto forte l'economia locale, anche qui in questo momento si risente la forte crisi economica. Abbiamo uno Stato che continua a chiederci tasse e burocrazia. Soluzioni ovviamente noi non le abbiamo, perché a noi aspetta il ruolo di portare avanti un'economia. È la politica che dovrebbe vedere come risolvere questo problema. Noi possiamo anche capire, metterci la buona volontà di capire che questi soldi servono per coprire un buco che di certo non abbiamo fatto noi, ma comunque una mancanza di capacità politica. Però dall'altro manca una parte di quote essere versate nuovamente per fare economia.
70 bambini da oggi costretti a traslocare dalla scuola materna Madonna di Lourdes alla ludoteca Ambarabà in via Marghera a Padova. Uno spostamento obbligato dopo l'incendio scoppiato nella serata di venerdì all'interno della materna. Si tratta dell'ennesimo atto di vandalismo ai danni dell'istituto, bersaglio nell'ultimo mese di numerosi attacchi. Attacchi ideati, si presume, da una banda di ragazzini. Si è discusso anche di questo oggi nel consueto incontro del dopogiunta comunale. Allo Stato c'è questa situazione emergenziale di alcuni che si introducono reiteratamente e compiono degli atti vandalici anche di una certa gravità. So che gli inquirenti stanno lavorando con energia, non sottovalutando nessuna delle ipotesi. Hanno già qualche idea su chi potrebbe compiere queste azioni. La zona è oggettivamente di difficile sorveglianza, perché come tutti sanno la scuola è posizionata lungo il canale, quindi ha delle possibilità di accesso che difficilmente si possono tenere sotto controllo 24 ore al giorno. In queste ore, in questi giorni continueremo a mantenere i contatti con i genitori, vedremo con loro le possibilità che abbiamo per fortuna per affrontare queste prossime settimane, mentre la Madonna di Lourdes sarà risistemata. Fiera Cavalli al via, un business chiamato Cavallo. In Fiera Verona il ministro Saverio Romano ha inaugurato la 113esima edizione. Insieme a lui il presidente Ettore Riello e il governatore veneto Luca Zaia. Leggi di più su industria e finanza. 24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadellveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.